risulta poi più difficile. Come si degusta? Io amo prima di tutto avere subito un approccio visivo. Ho avuto la fortuna tanti anni fa di fare il primo dei 3 corsi da sommelier, quindi un approccio di come si fa un po' una tecnica di degustazione e di valutazione. L'aspetto visivo è importantissimo, deve essere ovviamente ben lievitato, deve avere una bella cupola, ma non deve essere neanche troppo eccessiva la cupola, deve avere un bel taglio a croce che faccia vedere la sbragatura del prodotto, quindi come il lievito durante il processo di cottura ha reagito alla sollecitazione del calore del forno, quindi aprendosi e permettendo quindi a tutte le componenti del panettone di uscire, di dare il meglio di sé. In questo caso permette anche un bel aspetto estetico del doppio colore, cioè la crosta un po' più brunita e la parte sbragata che ovviamente risulta più chiara. Importante. Io consiglio sempre di preparare il taglio del panettone, eliminare il pirottino, aiutandosi con un coltello da pane, un classico coltello da pane, tagliandolo in 4 parti a croce sopra del panettone e aiutandosi con il coltello e fino realmente completo come nasce. Voi sapete che nell'avvento del pirottino è stato un avvento, il panettone veniva cotto in stampi in pandoro, del processo ha generato la necessità nel dare questo pirottino. Tolto il pirottino, consiglio di tagliarlo in sezione al centro. Il taglio come non perpendicolare col coltello perpendicolare al prodotto, ma assolutamente parallelo al prodotto e lento e continuo, come se fosse una fetta. Perché questo? Perché essendo un prodotto lievitato, quindi composto fondamentalmente dall'anidride carbonica della lievitazione, se vado a lo sforzo, le bolle d'aria createsi all'interno e lo ammette in sembri crudo. Agendo così lo apro al centro e permetto del taglio in sezione del prodotto. Cos'è che viene subito alla luce? Il colore giallo del nostro panettone. Noi usiamo tantissimo tuorlo d'uovo, l'albume lo usiamo solo nella parte necessaria per il mantenimento della struttura, altrimenti usiamo il tuorlo e come ben sapete è più costosa dell'uovo. E usiamo una quantità di inerti. Inerti che cosa significa? Significa l'uvetta e la frutta candita. Tecnica del panettone, la tecnica piemontese / lombarda e la tecnica veneto-veronese veneta.